promozione della cittadinanza attiva. Ecco, se il cittadino, oltre a difendere se stesso, e già questa è una grande cosa, riuscisse a diventare parte attiva, quindi volontario di protezione civile, per aiutare gli altri, ecco, quello sarebbe un valore aggiunto notevolissimo che ci aiuta. Noi contiamo moltissimo sul volontariato, che è la cosiddetta cittadinanza attiva, i cittadini attivi che danno il loro tempo a disposizione degli altri. Lo curiamo, finanziamo questi cittadini dandogli i mezzi, pagandogli le spese di benzina, di trasporto, solo le spese vive, ripeto, non c'è alcuno stipendio per il volontario perché riteniamo che ci siano risorse importanti oggi nel momento in cui purtroppo i comuni, la regione, le province hanno minore personale e minore risorse da dedicare alla prevenzione e all'emergenza. Quindi una protezione civile è quella che noi stiamo delineando, che abbiamo delineato concretamente, che si basa fortemente sul volontariato, un volontariato sempre più professionalizzato. Quindi corsi di formazione per i volontari in questa campagna informativa ci sono anche una decina di corsi di formazione rivolti ai volontari sui rischi del territorio e sull'antincendio. Riteniamo appunto che nei prossimi scenari che vedranno impegnata la Sicilia vedranno moltissimo il presente il rischio incendi, cambiamenti climatici, la desertificazione avanza dall'Africa verso l'Italia e sicuramente la Sicilia è la regione più esposta.